Daniele Canella, presidente Lega, Michele Sigolotto, consigliere più votato Fratelli d'Italia, vice, Davide Moro, consigliere più votato nel centro-sinistra, vice. Sta lavorando sulla composizione della squadra Daniele Canella, presidente in pectore della provincia di Padova, e questi sono i nomi tra i più papabili. L'ufficialità arriverà solo dopo le elezioni del 15 settembre, ma la faticosa candidatura unica del sindaco di San Giorgio delle Pertiche ha dato di fatto il via libera alla composizione della nuova amministrazione di Palazzo Santo Stefano. È un po' in continuità con quello che è successo negli ultimi anni, ricordo la presidenza del Bui, quella prima ancora del Soranzo, insomma l'ha scritto bene nella prima dichiarazione il presidente in pectore Cannella, la provincia diventa la casa dei sindaci. Noi sindaci mettetevi nei nostri panni, siamo un po' in balia degli eventi che come vedete sono abbastanza preoccupanti in questi giorni, in questi mesi, insomma avere un punto di riferimento, tanta roba. Partito Democratico alla finestra in queste settimane di tensione sulla candidatura a presidente di Daniele Canella, con il direttivo provinciale che si era limitato a ricordare lo spirito con cui la provincia era stata governata negli ultimi anni. È stata una scelta facile per gli altri partiti, forse Canella ha dovuto un po' combattere con il fuoco amico. Beh, adesso io non entro nelle, come dire, nelle questioni interne alla Lega, ripeto, per chi l'ha vissuta questa provincia in questi anni, in questi vari mandati, sembrava un po' una naturale prosecuzione, anche perché ha sempre dimostrato, Daniele, ripeto, ha girato la provincia in lungo e in largo, si è fatto ben conoscere, è sempre stato presente e quindi, insomma, per tutti i partiti era abbastanza scontata questa scelta.